Sono io che ringrazio prima di tutto gli organizzatori per avermi invitato, per avermi dato questa possibilità di essere oggi qui con voi. E solo due parole, proprio due parole di ringraziamento e anche un auspicio. È una storia di speranza quella che ha caratterizzato questo crocifisso, una storia nella quale una comunità, due comunità sono riuscite a distanza di molti secoli, sono riuscite a ritrovarsi, sono riuscite a far prevalere quello spirito di comunione e di identità, e oggi con questo simbolo si celebra questo momento. È un momento difficile per la Sardegna, è un momento difficile per tutti noi, abbiamo certamente molto bisogno di simboli, ma abbiamo bisogno di fatti, e questa è una storia di speranza, perché questa è una storia in cui due comunità sono riuscite in un percorso di riavvicinamento, sono riuscite a superare quei sentimenti che spesso dividono la nostra comunità, che spesso quotidianamente non danno a tutti quanti noi la forza necessaria per affrontare il momento di difficoltà. Però vedete, la cosa più facile nella vita in questo mondo è disperare, l'elemento o il sentimento più naturale, quello che viene immediato e che spesso ci assale. Per sperare invece ci vuole molto coraggio, sperare è difficile. Questo crocifisso vuole essere un segno di speranza e voi avete dimostrato che si può fare, ce la si può fare. Allora grazie a questo vostro simbolo, grazie al contributo dei vostri fratelli immigrati che da lontano hanno contribuito, hanno permesso che si potesse realizzare quest'opera, e l'auspicio è che possa ricordare sempre a tutti di proseguire in questo percorso di speranza, di rimboccarci le maniche tutti insieme e lavorare per i nostri figli, perché i nostri figli non debbano emigrare come hanno fatto questi altri vostri concittadini, e possano avere un futuro migliore. Grazie e auguri a tutti quanti voi.